Buongiorno Italia. Oh, vara. Mi ricorda quando da piccolo, no, durante le lezioni di italiano, quando ti spiegavano le Q, la maestra ti faceva scrivere la casa è a soqquadro. Oppure durante le lezioni di Veneto a scuola, quando ti insegnavano a casa sei un degheio, Dio. Italia. Buongiorno. Ah, buongiorno. Buongiorno. Oh, va che Marco se no operativo di pizza ancora prima del buongiorno le sa sotto che il tramazza. Come puoi sentire stiamo scaricando da sotto, che per caduta insomma è la parte dove dovrebbe spurgare meglio e di più. Cioè, guarda che super giardino aveva Marco per far correre il CP, e che il CP è una roba incredibile, perché allora prima rompe le balle a... Che animale c'è là? Ah no, deve essere una pianta. Prima rompe le balle a Italia Erba, no? Perché dopo voleva vantarseli, si intende morderseli. Adesso poletti, cioè sono arrivati dei gatti, ho detto no, assolutamente, cioè, infatti li aveva già trovati a naso, ho detto prendi i gatti, li ammazza. Ok, adesso ci attacchiamo la pompa che così gli fa girare tutto il liquido a una pressione maggiore, ovviamente in modalità diciamo ridotta, se non mi fa saltare le giunture dei miei termi, e contemporaneamente fa anche da filtro. Boh, proviamo. Oh, vedi che è servita qualcosa la presa alla corrente che ho messo l'anelletto, era tutto previsto. Cara, cioè, ringrazio la pazienza del CP ogni volta, poveretta, guarda che roba. Cioè, poveretta un cazzo, se non mi ammazzava i gatti poteva andare fuori. Aggiornamento Italia, sai che dovevamo togliere il termo, no? Perché ci andava il frigo davanti. Allora, primo, il termo non ingombra come dimensioni. Secondo, cosa intelligente che abbiamo reputato di fare è di isolare. Il termo purtroppo va metà di qua e metà di là, è un termo lungo, per quello ti anticipo per capire il discorso. Quindi abbiamo deciso di isolare termicamente quella parte che va dietro al frigo, ok? Quindi non scalderà. Resterà il termo qua, ok? Che è una cosa molto interessante per me, molto carina, molto utile, molto piacevole, perché qua c'è un ripiano dopo, no? Dove io appoggio come si dice, gli asciugamani, e quindi me li tiene belli caldi e me li asciuga. Cioè se li metti magari giù che sono un po' umidi, no? Cioè non gli asciugamani, come si dice, le stracce, quelle per quando lavi i piatti, no? È bello così, cioè molto più bello. Eccoci arrivati a una delle parti più cruciali. Abbiamo Marco che sta preparando il liquido, no? Mi diceva a meno 20 lo stiamo facendo? Quasi meno 30, meno 28 però. Meno 28? Perché l'hai fatto circolare, facciamo l'ultimo test, aggiuntiamo acqua antigelo. Ah, ok. Ma alla fine arriveremo a meno 20, diciamo, no? 25 tenteria. Sì? Cioè dopo perché se ti capita andare in montagna? Ma il problema mio è che se vado in montagna col mio bombolone i meno 25 non mi accende il gas. Cioè è vero che per carità posso andare in un, come si dice, un'area sosta o una roba del genere, mi attacco alla 220, allora sì, quello è vero. È vero. Perché l'Alde, ragazzi, va anche a corrente, c'ha due resistenze, una diciamo bassa per non far saltare le colonnine, che vabbè intepidisce il camper alla fine, mentre quella normale invece che scalda secondo me bene, cioè che all'Alde dice di no, che il calore vero lo fa a gas e a corrente no, invece secondo me scalda bene anche a corrente. Però appunto anche lì serve l'antigiallo nei radiatori, ovviamente, se vai a meno 25. Praticamente stiamo facendo una miscela di un terzo di antigiallo propilenico, che costa un botto di soldi, attento Yuri. E un terzo di antigiallo e 2 terzi d'acqua. CP, te non hai nessuno da fargli vedere la tua pallina? E c'è un problema? Di nessuno che guarda a me pallina? Qualche bauda di che guarda a me pallina? Vorrei che rassa è pallina che go. E niente? Va bene, dai. Italia, incrociamo le dita, questa è la fase di test col liquido bene o male corretto, che dopo correggiamo, tariamo alla perfezione, e se tutto funziona poi si procede con la sua pompettina. Quindi dopo aver fatto tutte queste prove, la Madonna, svuotato, pulito, eccetera, se
senza neanche una bestemmia. Difatti, come no, aveva scritto nel gruppo Facebook, la gente non ci crede. Io ho detto, cazzo, 2 veneti in Veneto hanno fatto tutte queste robe qua senza un porco, una madonnetta, niente di niente, non ci credono. Testimonia Marco, è andata così, veramente. E comunque dicevamo, no, dopo aver fatto tutto questo, se dovesse ancora non andare in blocco ma spegnersi, no, perché va su di temperatura, allora lì è la pompetta di ricircolo del liquido che ho io, che non è potente a sufficienza, che non riesce a girare per tutta la metratura del camper sufficientemente il liquido. Ecco, ora adesso mi stampo anche il diploma del termoidraulico, come che a volta che avevo il diploma del medico perché mi ero messo il cerotto. Ok, fra un po' iniziamo la prova. L'unica cosa un po' difficoltosa, è vero che noi sentiamo il calore dei tubi e dei termi, per carità, però col rumore che fa la pompa che stiamo utilizzando adesso non capiremo se si spegne la stufa. Però vabbè, ripeto, tocchiamo i termi e i tubi e sentiamo se sono caldi lì. Se continuano ad essere sempre più caldi vuol dire che la stufa deve andare. Precisazione, allora, per il tipo di gite che fa Singano, ossia che col casso che si muove con le strade ghiacciate e innevate, col camper, cioè le ho fatte in moto, un giorno ti metterò le foto, vedrai che andavo in moto nel ghiaccio, però col camper assolutamente no. Quindi secondo me il massimo della temperatura che posso raggiungere nelle basse montagne che arrivo io è -10, quindi prepariamo il liquido a -20, che mi diceva Marco più bassa è la concentrazione, meno è corrosivo per le plastiche, per le gomme, e io con -20 vado più che tranquillo, insomma, ecco. Ore 10:27, accendo la stufa. Diciamo che se c'è aria o non bloccava la stufa si spegneva proprio subito anche se era fredda. C'ho questo casino a pompa, io non riesco a capire, adesso vedremo. Allora, va il Super Marco, nella levettina lui mi ha messo una manopola con la temperatura, no? E mi spiegava, eccola, guarda che figata, la vedi quella nera con i numeretti, aspetta, messa a fuoco, è giusta? Tac, eccola là, adesso la vedi messa a fuoco, vedi? Allora mi diceva che d'inverno è da tenere a 60 gradi, che è più che sufficiente, mentre d'estate, solo per farsi la doccia, per capire estate e primavera, così, mi hai detto 30? Sì, dai 30 ai 40, dipende quanto acqua calda ti piace, perché è inutile scaldarla a 60 per poi aggiungerne fredda, è uno spreco, allora si imposta la temperatura desiderata che va bene sul corpo, e così risparmi gas e consumi meno Eccellente, esatto. Eccellente. No, più che altro sti video è anche per me, insomma, cioè, non so che per spiegare che altri funzionamenti tutto quanto, cioè sì, ma pro memoria. Esatto. Allora, è vero che dobbiamo ancora finire di sfiatare, che stiamo ancora procedendo all'operazione di sfiatamento dei termi, però record 5... Si è spenta? Ok, record 5,45 più 5 secondi, 5 minuti e 50, di solito si spegneva a 2 minuti e 10 per poi star ferma e poi riprendere. Ok, abbiamo scoperto un altro sfiato che te scopri sempre una. Infatti ho detto, di sicuro l'hanno messo molto più nascosto, smontando bene il cruscotto anche sotto, siamo riusciti a vederlo, mentre qua insomma era un po' più alto, lo vedevi subito, hai capito? Trovato anche quello. Poi abbiamo trovato sotto la cuccia del CP, poi qui in bagno e sotto il letto ce ne sono addirittura 2, perché ci sono 2 megatermi, uno che scalda le acque e l'altro niente che scalda. Allora, per curiosità, diciamo, magari questo lo dico per chi non ha gli impianti ALDE o per chi magari vuole prendere un camper o una roulotte che ha l'impianto ALDE, questa procedura di svangamento di palle non indifferente per sfiatare i termi oppure problemi dovuti all'aria nei termi è una cosa normalissima. Se tu cerchi nei vari forum, soprattutto quelli tedeschi, perché maggiormente insomma ce l'hanno loro questo impianto, praticamente non parlano d'altro, cioè parlano solo dello sfiatamento. Insomma, è raro che qualcuno abbia il problema tipo al pannellino, alla centralina, proprio robe rarissime. E il 99% gli è tutti con sta solfa di svuotare i termi, pulirli e soprattutto il discorso di sfiatarli. Purtroppo, diciamo, è il difetto principale dell'Alde. Dopo non so, una volta diciamo risistemato, rimesso a nuovo, quanta che dura sto discorso, perché loro dicono di ridargli di pulire tutto il liquido ogni 2 anni, cioè di rifare sta operazione di svangamento dei coglioni ogni 2 anni. Per carità del Signore. Anche Marco che ha detto ogni volta, certo. porca miseria. No, si deve controllare
controllare il livello di acidità dell'antigelo. Se è buono, che rientra nei limiti, si fa quando decade. Siccome il propilenico dura mediamente 4-5 anni prima di decadere. Quindi c'è un discorso di efficacia del liquido. Qualità del liquido e ricordarsi ogni tanto di controllare. Ma... Ho capito. Vabbè, insomma, magari non sarà 2 anni, diciamo, con liquido buono, però comunque, 4-5 però comunque c'è una roba da fare. Porca, dai. Comunque, ragazzi, un giorno mi metterò il cinesasto anch'io, anche per questi discorsi, emergenze, o semplicemente, dico sempre, quando finisco il gas, ti hai visto, l'esperienza insegna, è già capitato 2 volte, nonostante avessi il bombolone, sono riuscito a star senza gas 2 volte. No? Esatto, aspetta, memo per me. Allora, il rubinetto dello scambiatore, ossia per riscaldare il motore tramite la stufa e viceversa, è chiuso, quindi vediamo intanto dov'è. È quello lì nero? Adesso, non sta aperto adesso, si vede che toccando ho aperto. Ok, per così è aperto. Ok, perfetto. Ok, dopo stasera gli diamo le ultime sfiatatine. E ok, quindi adesso direi la stufa è già in temperatura. Adesso che è già tutto in temperatura, proviamo. Posso andare, Marco? Vado? Sì. Non l'ho mai fatto. Quindi si accende sta pompetta qua, no? Che è lo scambiatore di calore. E adesso, quanto ci vorrà? 10 minuti? Sì, circa. Ok, aspettiamo circa 10 minuti e dopo andiamo a vedere nel cruscotto del motore davanti, casini permettendo. Vedi, adesso ovviamente è a 0 perché è fermo da 2 giorni il camper. Andremo a vedere a quanto è salito, ma soprattutto se è salito, che a quanto è salito. Rieccoci qua, più o meno sono passati 10 minuti. Accendiamo giusto per curiosità, per vedere, non è detto che noi stiamo provando, il camper è stato fermo anche tanti anni, sta roba non si sa se l'hanno usata. Aspetta, non riesco a girare la chiave, c'ho il materasso, devo passare di qua, resisti. Riprese di cacca dal 2017, metti anche il loghetto, eccola, perfetto, bellissimo il loghetto. Allora guarda, 0 gradi, ok, giriamo il quadro, magari senza accendere che gli buttiamo giù l'abitazione e l'azienda. Non capisco, sta andando su, per carità, cioè sembra nel limite che sta toccando i 40, quindi probabilmente è anche 40, no? Adesso andiamo a sentire i tubi davanti se sono caldi oppure no, che qua mi resta diciamo sul 40, però aspetta, se lo spegniamo vediamo se va giù. Per quello va anche giù, effettivamente quando un motore è freddo va giù. Quindi in teoria sta funzionando. Per capire, vediamo. Allora, tipo il radiatore è freddo, ma io non so neanche dove devo andare a capire le cose. Vediamo qua. I tubi qua freddi, freddo. Tiepidino. Questo è freddo, questo è tiepidino. Questo. Quale? Questo. Aspetta, mettete qualche ora. Vediamo. Questo. Ok, questo. E se tiepidino, sì, diciamo, esatto, però. Sì. Quindi c'è più un defrost. Ti arriverà a 30 gradi il motore. 30-35, quindi è giusto che lui mi si alza fino a 40, che all'inizio se spegni il quadro va sotto, la lancetta torna giù. Bene. Eccoci qua dopo il pranzo, cazzo, ma mantenuto a pranzi e cene qua, mi presenta il conto del bed and breakfast, Marco qua, No, moglie è una chef incredibile veramente, ragazzi. Sì, no che capite sotto casa per mangiare, però sì, no, veramente non lo dico perché c'è qua, proprio veramente, godita, guarda, se te vai all'account TripAdvisor te davo il voto, però non lo gai, quindi insomma godi tua voce. Allora, ti interessa, a parte quello che io ho mangiato, ti interessa cosa stiamo facendo? Allora Marco adesso sta diminuendo la pressione del gas, no? In modo tale che duri un po' di più. Oddio, aspetta, com'è che posso spiegarla? No, che bruciando meno gas resta accesa più tempo, facendo meno accendi e spegni, che sono i momenti in cui la caldaia consuma di più. Esatto, ecco quello. Comunque adesso qua c'era tipo 25 gradi all'interno di temperatura, abbiamo lasciato la porta aperta per far andare fuori un fiale caldo e perfetto, insomma, dai. Adesso le ultime sfiatatine, ok, vabbè, ai termi e ci siamo, sembra che ci siamo. Quanto brava è la mia Emina, Quanto brava.
Quanto bravo questo cane coccoloso che porta sempre tanta pazienza lei. Quando andiamo a fare ste robe, sta sempre buona, è proprio un spettacolo, vero che sei un spettacolo? Chi è un spettacolo? Te sei un spettacolo, Oh, amore mio bello, cara. Eccolo. Vai sigari!